Siamo con Franco Zanardo, titolare storico dello studio fotografico da Rosse Polesel di Viale Carducci. Allora, si abbassa la serranda dopo quasi 50 anni di attività. Che sensazioni si provano in questo passaggio storico? Tanta nostalgia e un dispiacere perché abbiamo tanta storia dietro a questo lavoro qua e tanti archivi storici, tutto da conservare e di richieste ancora della gente che adesso vuole tutte le cose di una volta. E quindi, per fortuna ho tutto messo via bene archiviato. Diciamo che in ogni casa di Conegliano c'è almeno una foto legata a qualche evento che deriva dall'attività di questo studio, quindi comunque un'eredità che resta nel tempo, no? Quindi un rapporto con la città che comunque si conserva. Certo, un rapporto con la città e anche con le famiglie della zona, dei comuni limitrofi, anche di più, perché lavoravo da Padova a Udine, Portogruaro e fin su a Belluno, clienti che vengono anche giù 2 volte dall'anno da Belluno per farsi servizi fotografici, quindi con dispiacere, però bisogna anche prendere e rallentare un po'. Ecco, abbiamo parlato comunque dei rapporti con i cittadini comuni. Nell'attività professionale ha avuto a che fare anche con diversi volti famosi, Rita Lavi Montalcini, Roberto Bolle e tanti altri volti noti, Alberto Sordi. Ecco, c'è un episodio particolare a cui mi accennava prima con Remo Girone. Che cosa è successo? Mi sono trovato con Remo Girone che mi chiedeva delle cose e io non avevo riconosciuto che era lui. E poi l'ho mandato dalla persona che mi aveva chiesto, Remo Girone, ah vabbè scusa. Quindi una realizzazione ex post di aver avuto a che fare con Remo Sì, Girone. sì, sì, sì. Bene, ottimo. Allora continuerà la sua attività come libero professionista, Sì, mantenendo un rapporto con i clienti storici comunque. certo, sicuramente continuo ancora perché c'è tutto un archivio che desidero ancora conservare per gestire per le famiglie e tutte le aziende che ho lavorato. Ecco, c'è un saluto che vuole fare la cittadinanza. No, Prego. ringrazio tutta la cittadinanza e tutte le famiglie che sono sempre state accanto a me e che mi hanno sempre ben voluto. Grazie. Grazie a voi.